Buongiorno ragazzi, oggi siamo al Passo Giao, uno dei passi più famosi nelle Dolomiti. Partiremo da qui per raggiungere il Monte Cernera, che è una delle mie montagne preferite di questa zona delle Dolomiti, da cui si gode un panorama mozzafiato. Non si tratta di un'escursione particolarmente lunga e neppure impegnativa, ci sono solo 2-3 punti dove prestare un po' più attenzione, perché sono muniti di un cavo d'acciaio che permette di superare dei tratti piuttosto ripidi. Poi vi farò vedere tutto nel dettaglio. Il punto di partenza della nostra escursione è dietro praticamente la chiesetta del Passo Giao, da cui inizia il sentiero che ci porta all'imbocco della via corretta per raggiungere la cima del Monte Cernera. De Formin e il Monte Cernera, l'obiettivo di giornata. Oggi la marmolada è bellissima, Pizzboe, Monte Pore, da dietro si intravede un po' di cima a Set Sas, Ragusella, Averao e Nuvolau. Arrivati qui noi dobbiamo seguire le indicazioni per Monte Cernera, via normale. Andando di qua arriviamo a Forcella Giao, che è lì, che ci porta al Mondevalle e la Forcella Ambrizzola. Dovete sapere che io fin da piccolo ho sempre sofferto le vertigini, quindi insomma anche venire in montagna a volte diventa per me complesso. Sono particolarmente legato a questa cima perché diciamo che facendola da solo e affrontando quei piccoli tratti attrezzati che portano verso la vetta mi hanno aiutato in passato a vincere in parte queste paure. La prima parte di sentiero praticamente si snoda tutto sotto la montagna ed è praticamente in piano, mentre la parte finale si può dire essere quasi verticale. Ecco, stiamo per raggiungere l'ultimo tratto, diciamo in piano, dove c'è un piccolo passaggetto da fare con la corda che adesso vi mostro. Ecco, praticamente qui dobbiamo salire con l'aiuto di questa corda per ricongiungerci al sentiero che è lassù. Quando si dimenticano i guanti a casa succede questo. Ecco, poco dopo c'è il secondo passaggio di corda che sale. Si può decidere se salire di qua con l'ausilio della corda oppure c'è anche un sentiero che praticamente costeggia questo lato della montagna. Ecco, primo passaggio quasi finito, si prosegue. Brevemente arriviamo all'altro passaggetto di corda che ci porta su. Oggi le rocce sono davvero scivolose, mi diventa tutto un po' più complicato, però con calma facciamo tutto. Ok, a posto, ora proseguiamo tuttavia via sul sentiero. Ricordo che verso la fine c'è un altro passaggio su corda e poi
c'è la sommità finale. Da qua iniziano a intravedersi anche le tracine di Lavaredo. Il panorama inizia a farsi interessante. L'ultimo pezzo è sempre perennemente bagnato perché gocciola e quindi la roccia è scivolosissima. Qua bisogna fare con molta calma e si fa, insomma. A dopo. Il primo pezzo è andato, adesso saliamo sul secondo, quello più facile. Oggi le rocce sono scivolosissime. Purtroppo, vabbè, succede. Avrà piovuto stanotte, il meteo non metteva pioggia né ieri né oggi, eppure è tutto bagnato. Bene, i tratti attrezzati sono finiti. Adesso non ci resta che andare su. Ecco, questo è l'ultimo tratto, tutto su roccia, si scavalla e la croce praticamente è qua dietro. E siamo arrivati alla cima. Sarà che sono stato fermo una decina di giorni, saranno i postumi del matrimonio, non lo so, però oggi lo sto sentendo tanto, quando alla fine è una camminata abbastanza semplice. Mea culpa. Un altro po' di arrampicata, tanto per gradire, sempre su roccia di dubbia aderenza. Qua inizia a intravedersi la croce, eccola lì. Ok, ultimo tratto e ci siamo, eccola lì. Partendo da qui abbiamo la Ragusella, Nuvolao, Averao, Tofana di Rozes, poi abbiamo il Cristallo, Croda Rossa, le tre cime di Lavaredo là dietro, Croda dei Toni, qua la Croda da Lago, Sorapis, Forcella Brizzola, Concima Brizzola, poi c'è qua dietro il Mondeval, l'Antelao, Pelmo, Col della Puina, Montecrot, qua dietro Civetta, Coldai, qua la croce del Cernera, ovviamente Marmolada, Montepore, Col di Lana, Pizboè, Set Sas, Sas Destria e di nuovo il Passo Giau qua sotto. E qua dietro si intravede il rifugio Lagazzuoli, vediamo se zoomando, è qua. Bene, siamo arrivati in cima, è un po' affollata stranamente, di solito quassù non c'è mai nessuno. Il panorama, come vi anticipavo, è incredibile, infatti vi lascerò un po' di riprese 360 gradi in modo da farvi vedere la vista al completo. Ora con calma scendo
e vado a rilassarmi un po' al Passo Giao prima di tornare a casa, visto che la giornata oggi è magnifica. Grazie per aver guardato anche questo video, spero vi sia piaciuto. Io amo questa montagna e mi auguro di essere riuscito a trasmettervi un po' di questo amore nel mio video.